Ieri, che era il penultimo giorno di allenamento prima delle partite, sono arrivati dei tifosi e mi hanno aggredito a nato pugno subito a Silvano Blanditi. E dopo Silvano è andato via e là sono rimasto io, ho detto te ne devi andare anche tu da Treviso, se vieni a Treviso sei morto. A parlare è Giulio Biasin, padovano di Campo San Piero, procuratore FIFA. È lui il regista dell'operazione che permetterà al Treviso Calcio di scongiurare la cancellazione e di scendere in campo domenica. Incaricato dell'operazione salvataggio ha trovato uno sponsor che potrebbe prendere per mano la squadra, una vellinese, ed ha trovato anche i giocatori svincolati che possono scendere in campo pronti a giocarsi il tutto per tutto nelle prossime 11 partite. Secondo quanto racconta Biasin, ieri sera fuori dal campo di Dosson di Casier sarebbe avvenuta una brutale aggressione. Prima accerchiato, poi minacciato e infine picchiato. Devi almeno capire che stai parlando con con l'interlocutore sbagliato, cioè uno perché è nervoso, non è che puoi incontrare uno per strada e picchiarlo, capito, così a caso. Cioè io sono qui per dare una mano al Treviso Calcio. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. A me è stato chiesto da Tiziano Nardin di trovare dei giocatori svincolati per la sopravvivenza del Treviso Calcio. E questa domenica. L'imprenditore avellinese, stando agli accordi di questi giorni, condurrebbe la società a fine stagione per poi valutare con calma il proprio impegno in un secondo momento, magari sperando nel ripescaggio in Serie D e trasformando il Treviso in una SRL. Intanto però, stando alle indiscrezioni, si è accollato i debiti della società, una soluzione che a quanto pare non tutti hanno gradito. Sembrava veramente di essere in America, sono andati due volanti dei carabinieri, due della polizia e poi mi ha chiamato una signora della Digos chiedendomi tutti quanti se volevo fare denuncia. Io non ho ancora fatto denuncia perché sarei per il dialogo.